Sottosegretario Stellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Una fila composta da decine di magistrati abbandona la sala della Corte d'Appello di Venezia non appena viene annunciato l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Una protesta annunciata e silenziosa contro la riforma del governo Meloni che separa le carriere di magistrati requirenti e giudicanti, con conseguente spezzettamento in due del CSM, i cui componenti saranno scelti per sorteggio, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare dei magistrati attiva sia in primo che in secondo grado, senza possibilità di ricorso in Cassazione. Una riforma che modifica la Costituzione ed è accusata di indebolire la giustizia e togliere autonomia e indipendenza alla magistratura. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito. La riforma della giustizia che il governo Meloni sta conducendo con un'amplissima maggioranza, ha commentato Ostellari difendendo la riforma punto per punto, è frutto di una volontà politica sostenuta da un'altrettanto ampia volontà popolare. Ma una riforma di questa portata, ha osservato il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, dovrebbe essere condivisa. Si tratta di interventi riformatori di ampia portata sui quali non è solo inevitabile ma forse anche opportuno che siano accompagnati da un dibattito pubblico, scientifico e istituzionale. Poco prima un'accoglienza che difficilmente si vede in questi contesti aveva sottolineato l'intervento del presidente della Corte d'Appello di Venezia Carlo Citterio, che aveva chiuso citando una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio sulla Costituzione. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa. Ancora una volta, l'apertura dell'anno giudiziario 2025 è stata contrassegnata dalla denuncia di carenze di organico a cui pongono rimedio solamente gli sforzi e la buona volontà di chi lavora nei tribunali. Ma la giustizia veneta dovrebbe rinforzarsi anche di fronte al radicamento della grande criminalità organizzata in tutta la regione. Le indagini svolte e le sentenze emesse restituiscono la mappa territoriale che vede prevalentemente l'aggressione alle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza. Una giustizia che tarda non è giustizia, ha concluso il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Tommaso Bortoluzzi, ricordando le pendenze dell'istituzione che oggi è in maggiore difficoltà, il giudice di pace. A Venezia un ricorso depositato a novembre del 2024 vede fissata la prima udienza per la seconda metà dell'ottobre del 2027.